Dietro il business dell'energia solare un raggiro milionario ramificato tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. A stroncarlo l'operazione Megawatt dei carabinieri della compagnia di Sacile, coordinati dal sostituto procuratore Federico Facchin. Associazione per delinquere finalizzata alla truffa, ma anche bancarotta fraudolenta sono le accuse contestate a tre pordenonesi e un trevigiano. Il 36enne Marco Polino e il 40enne Massimiliano Straziuso di Roveredo in Piano, il 40enne Massimo Tomasella di Fontanafredda e il 35enne Morris Pessotto di Sarmede. A loro erano riconducibili società come PM Solar, Solar Clima, Friul Nova Solar Clima e Friul Nova Autotrasporti, quest'ultima dichiarata fallita alla fine della settimana scorsa. Sentendosi nel mirino degli inquirenti, sabato Polino era salito per protesta sulla torre caldaie dell'ospedale di Pordenone, attirando certo attenzione su di sé, ma pure agevolando i militari dell'Arma nell'esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti suoi e dei complici, improvvisatisi imprenditori della truffa in un momento d'oro per il settore a causa degli incentivi statali. Hanno approfittato di questo e hanno truffato molti imprenditori, ma anche non, persone che avevano degli spazi disponibili, facendogli credere che sarebbe stato un business, ma invece di fatto così non era. 10 le vittime già accertate, imprenditori o comunque proprietari di capannoni o terreni intenzionati a installare impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. Nel pordenonese a Zoppola, Montereale Valcellina e San Vito al Tagliamento, nel veneziano a Fossalta di Portogruaro, San Stino di Livenza e Martellago, nel trevigiano a Pederobba, nell'udinese a Pagnacco. Quest'ultimo privato era arrivato a staccare assegni per 4.950.000 euro. Gli altri avevano sborsato cifre mediamente comprese fra 100.000 e 850.000 euro. Ma nonostante l'offerta preliminare scritta, il precontratto con anticipo del 30% del valore dell'opera e la chiusura di un regolare contratto, di fatto i lavori non sono mai cominciati. Alcuni, abbiamo timore, non abbiano neanche intrapreso le vie legali per far valere i propri diritti. Nei conti dell'organizzazione sarebbero finiti 4 milioni di euro, al momento introvabili.